18 luglio 2026, siamo a Palafavera, Val di Zoldo, in partenza per il giro del Civetta completo, Transcivetta. Siamo sul sentiero direzione rifugio Coldai, su questa comoda mulattiera. E lì in fondo al Mondeval con la Storia de Formin e il becco di Mezzodì. E qui ultima fatica per arrivare al rifugio Coldai. Ed eccoci arrivati al rifugio Coldai. Lasciamo il rifugio Coldai e rimboccare il sentiero Tivan. Eccolo qua, sentiero Tivan 557. Sentiero Tivan, attrezzato con cavo metallico. Bello comunque il Tivan.
Eccoci allo Schienale del Bec, quota 2300 metri. E qui la via normale con attacco lì per arrivare in cima al Civetta, fatta l'anno scorso, spettacolare cima. E noi adesso continuiamo direzione rifugio Vazzoler. Ecco il Sas del Nin, crocevia per la via normale, e noi adesso direzione Vazzoler. Deviazione rifugio Vazzoler, di qua. E adesso comincia la salita alla Forcella delle Sasse, che è lì dietro. Beh, sentiero impegnativo, ma molto bello. Adesso abbiamo intrapreso il sentiero CAI 558, direzione Forcella delle Sasse. Ed eccola lì, la Forcella delle Sasse. Manca pochissimo. Veramente sentiero molto duro, continuo, salita costante su ghiaione abbastanza agevole, però insomma rompe le scatole dopo aver fatto 1000 metri di dislivello. Forcella delle Sasse. Bella.
lì in fondo Listolade e Capanna Trieste, e sta arrivando la pioggia, però per fortuna siamo fuori dal pezzo brutto. Neanche 5 minuti di pioggia e adesso sole, di nuovo, alla grande. E lì la nostra meta, il Val Soler, la nostra prima meta, perché almeno per fare rifornimento. Eccoci a Pian delle Taie, ci ricongiungiamo al sentiero 555 del CAI, ancora 20 minuti, spero meno, per il Val Soler di qua. E noi siamo scesi da lassù, Van delle Sasse. Ed eccoci arrivati al rifugio Val Soler. Finalmente ripartiamo dal rifugio Val Soler fino ad arrivare allo spot per piantare la tenda e speriamo di non prenderci la pioggia mentre piantiamo la tenda. Dietro è perfetta, no, asciuttissima, perfetta, tenda a ballino, diluvia ma a pallino, bellissima.
lasciamo il nostro spot della notte e andiamo direzione Tissi. Davanti a noi il Moiazza, la parte terminale del Civetta che adesso aggiriamo per concludere l'anello del Transcivetta. Continuiamo su sentiero 560, direzione Tissi. E davanti a noi il Tissi, prima meta di giornata. Ed ecco, cima del Col Rean, sopra a Rifugio Tissi. E qui la vista spettacolare di Alleghe. You make me feel like the world is an open road, that my life is the greatest story told, and that the future is nothing but what you made. You make me feel weightless, weightless. You make me feel weightless. Ecco lassù il Tissi che abbiamo lasciato e adesso volgiamo verso il Coldai, lassù. E lì, con la puntina di sole, Punta Penia della Marmolada. Spettacolo. E questa è la cima del Col Roan, dalla quale siamo arrivati.
Ed eccoci al lago del Coldai. Ed ecco il rifugio Coldai a chiusura dell'anello della Transgivetta. Lasciamo il rifugio Coldai e torniamo verso il Pala Favera passando per Malgapioda. Dopo aver sorpassato anche il punto ristoro della Transgivetta, la gara Transgivetta. Noi invece abbiamo fatto la Transgivetta camminando, però noi l'abbiamo fatta completa a differenza della gara. E chiudiamo con un po' di pioggia che ci sta, ce la siamo risparmiata per 2 giorni.